Buon pomeriggio, buon lunedì, bentrovati ad Anteprima Corner. Facciamo il consuntivo di quello che è stato il fine settimana calcistico per le principali formazioni siciliane. Serie C, Serie B, chiaramente nella nostra mezz'ora, ma intanto andiamo subito a vedere con il supporto grafico anche quello che è successo nella giornata numero 29, che si chiuderà poi stasera con Cavese Casertana, che è il posticipo. Allora, i risultati: Giuliano Turris 3-1, Altamura Latina 1-1, Taranto Crotone è stata rinviata e c'è stato il deferimento del Taranto scattato diciamo in tarda mattinata, così come anche per altre squadre, tra queste c'è anche il Messina, la Triestina e la Lucchese, ma ne parleremo. Poi ancora vediamo i risultati tra Avellino e Juventus Next Gen 2-1, Catania Foggia 1-1, Cerignola Trapani 1-0, Monopoli 2-1 sul Messina, Benevento e Sorrento hanno pareggiato 1-1, stesso risultato di pari, ma 2-2 tra Potenza e Piceno. Come detto, Cavese Casertana è il posticipo della 29esima giornata. Vediamo la classifica che si compone: Cerignola a 60, l'Avellino a 55, il Monopoli a 52, poi ancora Benevento 49, Potenza 47, Crotone 46 punti a 44 il Giuliano, Trapani 42, Picerno e Catania 41, Sorrento 39, in Foggia a 36 con la Juventus Next Gen, l'Altamura 35 punti, la Cavese 33. Ma comincia qui la zona, diciamo, rischio, pericolosa, quella, diciamo, dei play-out. Se possiamo tornare un attimo sulla classifica: Latina 31, prossimo avversario del Catania, Casertana 28, Messina 25, Turris 6, Taranto ultimo con -6 in classifica. Allora, cominciamo dalla Catania, come facciamo sempre di consueto in questo spazio del lunedì, e per questo mi collego con Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Alessandro, allora, quella del Catania è una malattia che si chiama pareggite, mettiamola così, nel senso che la squadra che non riesce a vincere da 3 turni pareggia con lo stesso risultato 1-1, e dobbiamo dire che nella giornata di ieri squadra, lo abbiamo più volte sottolineato, ribadito, ridotta veramente ai minimi termini, nel senso che giocatori in rosa ormai sono sempre di meno per via di infortuni, per via di influenze, per via anche di squalifiche. Contro il Foggia si è vista una timida reazione in maniera piuttosto, diciamo, consistente solo dopo che il Foggia è andato in vantaggio con un gol, fra l'altro vedremo poi stasera nel corso di corner in Moviola, diciamo deviato con un braccio in maniera chiara da Sar, ma di questo ne parleremo stasera. La tua impressione sulla partita di ieri? Toscana a fine gara ha detto che ha visto dei miglioramenti rispetto alla partita con la Casertana in casa, invece cosa possiamo dire noi con diciamo diciamo, a 24 ore di distanza dalla sfida? Ma Angelo, poco da rimproverare a chi è sceso in campo, perché era una situazione di straordinaria emergenza. Il Catania si è ritrovato con solo Corallo a disposizione del reparto d'attacco, quindi fare delle valutazioni sulla partita di ieri secondo me ci allontana da un'analisi onesta e completa. Quello che invece mi sento di sottolineare è questo scollamento profondo che ha registrato la partita di ieri tra la tifoseria e il club della squadra, perché ieri si è toccato il minimo stagionale come biglietti venduti in prevendita, poco più di 1000, ma anche di presenze di abbonati allo stadio. Ricordiamo che il Catania ha chiuso la campagna abbonamenti con quasi 13.000 tessere staccate, e ieri erano presenti allo stadio meno della metà degli abbonati, circa 5.000. Già sono questi due dati, secondo me, a dover far riflettere su quella che può essere la proiezione nel rapporto appunto tra la tifoseria, tra la proprietà del club e tra la dirigenza del club. Quindi i fischi, a cominciare dalla lettura delle formazioni, gli striscioni di contestazione, il fatto che molti spettatori sono andati via dopo il gol del Foggia, certificano, insomma, un malcontento che deve assolutamente essere corretto ed emendato se ancora si vuole cercare di dare un senso a questa parte finale del campionato, che in linea teorica può ancora restituire al Catania la possibilità di giocare con un organico degno di tale nome,
magari recuperando l'80% degli indisponibili infortunati, ma anche a breve scadenza degli squalificati che ieri hanno saltato la partita col Foggia, per poter approcciare alla parte finale della stagione con dignità e soprattutto con una squadra che può esprimere un certo tipo di calcio che per brevi tratti, e la partita di ieri, soprattutto dopo il pareggio di Anastasio, abbiamo anche potuto vedere sul rettangolo di gioco del Massimino. Quindi io credo che il primo imperativo sia questo, cioè cercare il modo per colmare questa distanza profonda che si è venuta a creare tra tifoseria e club. Cerchiamo di capire come si potrà e se si potrà, diciamo, risanare questa frattura. Intanto sentiamo Mimmo Toscano. Sì, stasera magari cercheremo di affrontare questi temi in maniera più approfondita. Certo. Però ecco, intanto magari ascoltiamo le dichiarazioni dei protagonisti di ieri, torniamo proprio sulla partita per poi rimandare ogni tipo di valutazione a riguardo stasera con altre notizie. Io comunque adesso ve ne darò contezza dopo aver sentito l'intervista. Sentiamo Mimmo Toscano intanto. Siamo in un momento di grossa difficoltà, in emergenza totale, dobbiamo riuscire a invertire questo trend e cercare di arrivare nel momento giusto nel miglior modo possibile. Questo è il nostro obiettivo, settimana dopo settimana cercare di tirare il meglio da questi ragazzi, poi le altre cose che non servono a niente in questo momento non ci andiamo dietro. Io poi sono il capitano di questa barca, non posso perdere l'equilibrio o la lucidità per tante difficoltà che, come hai detto tu, abbiamo affrontato. Bisogna essere lucidi, stare sempre sul pezzo e concentrati per tirare il meglio da questi ragazzi. Il concetto di Toscano, intanto la grande onestà intellettuale, sono io il capitano di questa barca che si affonda. Andiamo a fondo tutti, in qualche modo ha detto, e la responsabilità è mia di quello che succede, però poi in qualche modo dice che è il momento di compattare l'ambiente, perché le difficoltà innegabili, possiamo discutere poi perché succedono e avvengono tutti questi infortuni, come mai il Catania ha una sequenza impressionante di infortuni muscolari, lasciamo stare quelli traumatici, quelli ci possono stare negli scontri di gioco, però un fatto innegabile che il Catania indubbiamente ha delle troppe defezioni, una sorta di ospedale, diciamo, all'interno del gruppo con tanti giocatori in infermeria. Ne parleremo però stasera, cerchiamo di affrontare anche questo. Ecco, sì. lasciami anticipare qualcosa, perché chiaramente nelle parole di Toscano c'è anche la ricerca di alcune risposte per rendere la settimana di lavoro quanto più competitiva e allenante possibile, per poter arrivare poi alla partita, insomma, con tutte le teste del puzzle al loro posto, ma sono anche le risposte che cerca la gente dal club. E su questo tema, Angelo, anticipo che il Catania ha già deciso di inserire un nuovo direttore generale nei quadri, e non è escluso che questa nuova figura possa insediarsi già in questa stagione, ed è un professionista di comprovata esperienza, che ha avuto incarichi in questo ruolo di direttore generale per tanti anni in un club di Serie A, e quindi da questo punto di vista il club, ammettendo anche ovviamente che ci sono state probabilmente delle valutazioni errate, vuole subito attrezzarsi anche per impostare meglio il lavoro in vista della prossima stagione. Alessandro, scusami, magari stasera potremmo dare qualche indicazione in più rispetto alla figura del direttore generale, un identikit. Chiaramente il riservo ci impone intanto di mantenere un profilo basso, però qualche dettaglio in più certamente qualche cosina stasera potremmo anche offrirlo ai nostri telespettatori.
Per quanto riguarda il top del match, Sì. prima di concludere questo intervento, abbiamo isolato, diciamo, tra i giocatori che hanno avuto un rendimento sicuramente migliore rispetto alla media della squadra, abbiamo isolato appunto Caleb Jimenez, perché comunque anche dal nulla riesce a creare delle situazioni in grado di mettere in grave difficoltà le difese avversarie. Ricordo 2 episodi su tutti: nel primo tempo quell'incursione in area sul lato destro con l'assist per Corallo, e poi nel finale vicino alla linea di fondo l'assist per il tiro di Anastasio, deviato dal giocatore Zunno del Foggia, su cui poi si sono innestate delle polemiche su un presunto tocco di mano di Zunno, che stasera dimostreremo non esserci, quindi la valutazione del signor Ubaldi in questo senso è stata certamente giusta. Sulla parte relativa alle statistiche, alle curiosità su Jimenez, possiamo dire che, come ci testimoniava prima la grafica, prima di firmare per il Catania, Jimenez è stato molto vicino alla Carrarese, appunto nell'estate 2024, poi sull'asse Teio-Jimenez la Salernitana ha appunto portato avanti col Catania la trattativa fino all'approdo di Jimenez a titolo definitivo al Catania, invece il prestito di Teio dal Catania alla Salernitana. Alessandro, allora ci diamo appuntamento fra poco. Diciamo che in serata saremo di nuovo insieme. Ci saremo per affrontare e verificare alcune vicende. Torneremo con la Moviola a mostrare che non c'è stato il fallo di mano di Zunno, ma c'è stato invece il fallo di mano di Sarri in occasione del vantaggio del Foggia, un fatto molto grave, diciamo una svista, chiamiamola così, piuttosto diciamo pesante, perché poteva indirizzare la partita in un certo modo, invece fortunatamente il Catania poi ha trovato il gol del pari. Quindi diciamo che per quanto l'arbitro ieri sia stato, diciamo, corretto nella un comportamento molto lineare, però ci sono state delle sviste e probabilmente ha anche mancato alcune decisioni, come ad esempio un fallo su Corallo a metà campo, visto e lasciato correre con una trattenuta piuttosto evidente che avrebbe meritato il cartellino giallo. Ma sono delle anticipazioni per l'avversario che faremo poi vedere stasera, diciamo, mostreremo con la nostra Moviola. Grazie Alessandro, l'appuntamento alle 20:45 con Corner. Noi adesso ci fermiamo, fra poco parleremo di Palermo e poi andremo a parlare anche di Trapani e Messina. Parleremo anche del deferimento del Messina assieme ad altre squadre in Serie C, la prima tranche di deferimenti. Questo fra pochissimo. E secondo segmento di Anteprima Corner, adesso è il momento di parlare del Palermo. Un Palermo che sta cercando piano piano di riaffacciarsi in zona playoff, 2 risultati utili consecutivi, la vittoria con il Cosenza prima, ieri la vittoria con un calcio di rigore di Poyampalo alla Barbera contro il Brescia. 6 punti che rianimano una piazza che era un po' depressa. Sì, Angelo, buon pomeriggio a tutti. Sì, 6 punti che hanno soprattutto dato uno slancio in classifica al Palermo, perché se fino a 2 settimane fa addirittura si parlava di possibilità che il Palermo dovesse poi alla fine giocare soltanto per l'obiettivo minimo, ovvero il mantenimento della categoria, a distanza di 2 settimane, di 2 partite e di 2 vittorie, diciamo invece il contrario, ovvero che la squadra intanto è rientrata ufficialmente in zona playoff. Adesso magari vediamo anche la classifica, ma ha sicuramente accorciato nei confronti di quelle squadre, eccola qua, che hanno una posizione più di prestigio. Quindi ad esempio adesso i punti di distacco dal 7° posto alla Juve Stabia è soltanto 1, dal Cesena sono 2, dalla Cremonese, che poi insomma è un'altra nobile decaduta, soltanto 4 punti. E perché non pensare al 5° posto, ovvero al 4° posto che il Catanzaro occupa con 43 punti?
punti. Insomma, due vittorie che hanno dato, soprattutto ridato, forse meglio, uno scenario diverso a quello che era il leitmotiv invece di qualche settimana fa, con un Palermo incostante, un Palermo che non avesse mai fatto il salto di qualità. Insomma, queste due vittorie hanno dato probabilmente un passaporto diverso ad una squadra che adesso invece gioca anche un discreto calcio. Certo, la prestazione di ieri è stata una prestazione positiva, non ha ovviamente il Palermo fornito un calcio stellare, un calcio champagne, ma chi in Serie B lo fa? Eccezione fatta per il Sassuolo. Ha legittimato la vittoria con il gol di Poyampalo su calcio di rigore, ha avuto diverse occasioni sia nel primo che nel secondo tempo, ha dominato per larghi tratti, quindi possiamo assolutamente dire che è stata una prestazione decisamente importante da parte degli uomini di Dionisi. Poi se qualcuno si aspetta il Milan di Sacchi che vada in campo o l'Ajax di Cruyff, insomma si sbaglia, perché in Serie B intanto non ci sono questi parametri, e poi insomma il Palermo ha un altro tipo di calcio. E vediamo allora e sentiamo le parole di Dionisi. Onestamente abbiamo concesso poco, la partita precedente abbiamo concesso e siamo stati bravi coi singoli e delle volte magari anche fortunati, quindi non sarà sempre così. Quando lo diciamo di solito poi va al contrario, però al tempo stesso dobbiamo credere in noi, avere la volontà, lavorare come hanno lavorato, perché oggi la squadra mi è piaciuta tantissimo in fase difensiva, mi è piaciuta come atteggiamento, mi è piaciuta dal primo all'ultimo minuto, fermo restando che mi piacerebbe vedere una squadra per 90 minuti come i primi 45, però non è difficile, non è possibile quasi, perché siamo una squadra di Serie B che gioca in Serie B. Allora, chiaro il discorso di Dionisi, siamo una squadra di Serie B che gioca in Serie B e quindi diciamo ci sono dei limiti anche tra le squadre che giocano nel campionato cadetto. Cosa significa? Non l'abbiamo detto. Infatti no, però volevo dire, cosa significano queste due vittorie? Significa che è una squadra, che il Palermo è ancora una squadra convalescente, cioè che non è completamente guarita, perché sono due vittorie diverse. Quella ottenuta contro il Cosenza sull'ultima in classifica, dopo aver sofferto in un momento iniziale nella partita la settimana scorsa. Insomma, tenuto in vita il portiere, ha tenuto in vita il Palermo, perché poteva andare anche diversamente quella gara. Ieri invece un Palermo forse più presente nel primo tempo e un po' più, diciamo, voglio utilizzare il termine distratto nella ripresa? Ma sì, sicuramente il primo tempo è stato molto più positivo rispetto al secondo, in cui il Brescia ha giochicchiato per 10 minuti, un quarto d'ora, però insomma, il Brescia non ha mai tirato in porta per tutto l'arco del match. Due indizi ancora non fanno una prova. Per capire se davvero il Palermo è guarito del tutto serve un terzo indizio, e probabilmente arriverà dalla partita di sabato prossimo contro la Sampdoria. Se il Palermo dovesse fare il risultato pieno anche lì, allora sì, possiamo dire che è guarito. Ancora non mi fido neanche io di questi risultati, anche perché comunque sono arrivati con delle squadre che in questo momento non stanno benissimo. Parlo del Cosenza che è ultimo, ma anche il Brescia, insomma, ormai è quasi risucchiato nella zona play-out. Quindi davvero per capire se questa squadra può giocare per determinati gradini della classifica, bisognerà attendere certamente la partita di sabato, che i rosaneri appunto giocheranno contro la Sampdoria fuori casa, che ieri ha pareggiato a Bari. Poi però ci sono degli elementi che fanno ben sperare i tifosi del Palermo. Intanto che la squadra in 2 gare non ha subito gol, ha un portiere che finalmente possiamo dire è un portiere, Audero, e tra l'altro ha salvato il risultato diverse volte a Cosenza. Ieri una partita più serena, però dà sempre grandi garanzie al reparto. In difesa c'è Magnani, che è un giocatore che ha fatto la Serie A e si vede, e poi in attacco, quando ti ritrovi un giocatore come Poyampalo, ovvio che in qualsiasi momento ti puoi ritrovare in vantaggio, puoi sfruttare l'episodio. Ieri Poyampalo è andato vicinissimo al gol nel primo tempo, un miracolo di Lezzerini ha evitato insomma il vantaggio del Palermo nel primo tempo. Poi nella ripresa ha sempre pressato, la squadra inizia anche ad avere un grande feeling con il compagno di reparto che era Brunori, ieri era Leguaron. Insomma è un giocatore sicuramente che non deve calcare il campo
i campi della Serie B, deve giocare in Serie A, e poi Giampaolo probabilmente spera anche lui in questa remontata del Palermo per tagliare il traguardo appunto della promozione, non diretta ma ovviamente dai playoff. Va bene, grazie allora a Marco. Un flash, le condizioni di alcuni giocatori acciaccati, quale sarà il Palermo che vedremo sabato? Allora, innanzitutto Ceccaroni nuovamente risqualificato, era stato squalificato a Cosenza, era diffidato, scusate, è diffidato, è stato ammonito ieri, quindi sarà ancora una volta squalificato. Tornerà Brunori invece dalla squalifica. Possibile che Dionisi cambi soltanto Brunori in avanti e torni a confermare anche Di Francesco sulla sinistra, che male non ha fatto al posto di Lund. Grazie a Marco Gullà. Ci racconti l'avvicinamento, la settimana del Palermo nel corso dei nostri telegiornali in settimana, e poi nel pomeriggio di sabato vedremo e seguiremo la partita. Grazie ancora a Marco Gullà, buon pomeriggio, Grazie, buon lavoro. a voi. Bene, ci fermiamo ancora, c'è una breve sosta, fra poco parleremo di Serie C ancora, andremo a Messina e anche a Trapani. Eccoci, siamo ancora a parlare stavolta di Lega Pro, di Serie C. Colleghiamoci con Messina, con Sergio Colosi. Buon pomeriggio Sergio. Buon pomeriggio Angelo. Allora, la partita di ieri in qualche modo passa in secondo piano, considerata adesso l'ufficialità del deferimento del club, ma anche chiaramente del presidente Alaimo e di Doudou Cissé, deferiti perché entro il termine del 17 di febbraio non si è provveduto al versamento delle ritenute IRPEF, ma anche dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti non solo dei tesserati, ma anche dei dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti che sono ratificati dalla competente Lega. Si apre dunque quello che era lo spauracchio delle penalizzazioni che adesso vanno da 2 a 4 punti, se non dico male, a questo punto. Sergio. Sì Angelo, in linea di massima è così, questa dovrebbe essere la sanzione. Io però mi proietto oltre, perché ormai questo deferimento si sapeva, doveva essere solo certificato, ci sarà poi la sentenza da parte del Tribunale Nazionale Federale e della FIGC sezione disciplinare, e su quello toglieranno dei punti al Messina. Ci saranno anche con ogni probabilità le esclusioni di Turris e Taranto, e lì il Messina perderà 9 punti e salterà la partita con la Turris che è in programma in questo finale di stagione, per cui immaginare che fine farà la classifica del Messina è difficile in questo momento, però certamente andrà ancora più giù rispetto all'attuale posizione, e ormai è un testa a testa con la Casertana per cercare eventualmente di raggiungere questi play out, con la quasi certezza che se si dovessero giocare la Casertana ospiterebbe il Messina nella gara di ritorno e potrebbe contare su 2 pareggi, perché è difficile immaginare che qualcosa possa cambiare da qui a breve, anche se le trattative, ma le raccontiamo dall'estate, ci sono sempre. Sciotto le porta avanti, però è anche vero che questa decisione è figlia della cessione societaria che lo stesso Sciotto, con tanto di comunicato stampa emesso dalla CR Messina, che diceva che il Messina comunque era finito in mani sicure, di questo si era assicurato il presidente, è dovuto proprio a una cessione societaria che invece non ha assolutamente questi crismi, a tal punto che né il presidente Alaimo né Doudou Cissé né questa fantomatica A Invest Group, che esiste realmente però a Messina non ha mai operato, ha portato appunto dei risultati che andavano a degli investimenti che erano attesi invece dal presidente Sciotto, a tal punto che ha ceduto la società. Allora, nonostante avesse avuto tante richieste in questi anni anche da persone con una maggiore solvibilità, e ci si proietta poi anche, perché mi piace sempre guardare avanti, alla prossima scadenza, quella del 16 aprile, quando si dovranno pagare gli stipendi relativi ai calciatori del mercato di gennaio con importi più elevati rispetto a quelli che abbiamo appena citato. Il Messina non fa più minutaggio, per cui
dove si potranno prendere i soldi non oso pensarlo, tenuto conto che comunque il Messina è in una situazione davvero complicata e dunque il rischio di ripetere di nuovo la situazione di oggi è piuttosto concreto. Da qui appunto la difficoltà poi di immaginare quello che sarà il futuro e la classifica del Messina stesso. Sì, anche perché insomma lo scenario disegnato da te, la penalizzazione più i punti persi in caso di radiazione, di cancellazione, diciamo di esclusione di Turris e Taranto, Messina precipiterebbe ancora più giù in classifica e quindi potrebbe anche addirittura saltare quello che è il play-out con la Casertana. Sergio, abbiamo ancora un minuto, la partita di ieri diciamo la mettiamo in archivio perché insomma perdere con i Monopoli ci può anche stare, ci mancherebbe, forse all'ultimo momento ci poteva stare anche il pareggio perché c'è stata una buona occasione per il Messina, ma che Messina si presenta alla prossima sfida, considerato la situazione diciamo adesso societaria. Ieri lo stesso tecnico Banchieri diceva che l'extracampo in qualche modo incide anche sulla testa dei giocatori. Ha inciso l'extracampo, però ha inciso anche la panchina, nella fattispecie lui stesso, perché dopo il pareggio a inizio di ripresa di Pellegrini ha impiegato più di 20 minuti per poi fare 4 sostituzioni tutte in una volta, ma a gol preso il raddoppio da parte di Grandolfo, per cui anche sotto un profilo tecnico una gestione migliore diventa indispensabile in questo finale di stagione. Certo, sabato l'avversario si chiama l'Avellino, che è lanciato all'inseguimento dell'audace Cerignola, si giocherà al Franco Scoglia alle ore 15, partita più che complicata per i giallorossi, però a questo punto il Messina deve cercare di fare punti, di vedere un po' quello anche che però sarà il suo futuro societario. È sempre quella la questione, perché se non ci sarà una svolta in tal senso risulta difficile poter immaginare. Non sentiamo più Sergio, è caduta la linea con Colosi, però ci stava raccontando delle difficoltà che evidentemente si vivono in casa Messina. Abbiamo recuperato nel frattempo anche il nostro Franco Cammarasana. Buonasera Franco, 4 minuti per te. Io benissimo, spero tu altrettanto. Di corsa, però dobbiamo dire di questa sconfitta del Trapani ieri sul campo del Cerignola. Una partita decisa da un calcio di rigore. Non sentiamo più neanche Franco Cammarasana. Adesso sì. Adesso li sentiamo. Ecco, mi vedi adesso? Rivedendo con calma la partita in realtà, sono stati 2 calci di rigore che Trapani avrebbe potuto ottenere dall'arbitro. Calci di rigore che in effetti hanno condizionato questa gara, perché dopo appena 5 minuti e mezzo il Trapani si è trovato sotto praticamente per un contrasto in aria di Silvestri su D'Andrea, e questo ha consentito intanto al capolista di facilitarsi il compito, che non era facile contro un Trapani che bene o male sotto la guida di Torrente aveva dato segnali di ripresa, e questo ha condizionato la partita, perché chiaramente a quel punto una squadra molto accorta, fortissima anzi in difesa e a centrocampo, ha bloccato ogni iniziativa dei Granata, soprattutto nel primo tempo. Il Trapani ha avuto soltanto una buona opportunità, poi invece con i cambi fatti nell'intervallo da Torrente il Trapani ha costruito qualcosa di buono, e ripeto, al 67esimo per un fallo in aria su Piovanello e al 73esimo su un altro fallo in area di rigore sul capitano Cegliento, che fra l'altro è stato ammonito per simulazione. Ripeto, probabilmente se uno dei 2 falli fossero stati puniti col calcio di rigore probabilmente le cose sarebbero cambiate. È anche vero che poi nel finale, col Trapani tutto sbilanciato in avanti, la capolista ha avuto qualche opportunità di raddoppiare, anche triplicare, bravissimo il portiere Eucai, e poi ripeto a partita praticamente conclusa, quando mancavano pochi secondi, il Trapani ha avuto un'ottima occasione di Cava, che però ha concluso. Qualche problema di audio e di video anche con Franco Cammarasana. Sentiamo le parole di Torrente e poi un'ultima domanda per Franco Cammarasana.
Siamo partiti col 4-3-3 dove abbiamo creato poco, poi ho cercato di mettere 2 punte davanti, aprire il gioco con gli esterni, giocare uomo contro uomo e direi nel secondo tempo un po' meglio. Alla fine se ci dà rigore cambia credo anche la partita. Ma cosa cambierei? Cambierei il risultato, visto che un episodio per loro, un calcio di rigore per loro, un calcio di rigore netto per noi, e addirittura forse 2. Quindi la partita poi è tutta lì, anche se poi Cerignola ha avuto qualche occasione, ma anche noi con Segberg alla fine potevamo pareggiarla. La differenza è che abbiamo fatto gol sul rigore, noi abbiamo sbagliato e non ci è stato concesso nessun rigore. Allora, queste le parole di Torrente. Franco, prima di salutarci, semplicemente una risposta secca da te, un sì e un no. Ti chiedo di Antonini. Antonini, che in un post ha sì parlato della partita diciamo di ieri, ma ha anche confermato questo suo interesse per il Messina. Che cosa mi dici tu? Beh, bisognerebbe interrogare il presidente Antonini. Che lui abbia molte conoscenze in ambienti molto facoltosi, questo è fuori di dubbio. Che possa coinvolgere qualche imprenditore probabilmente dall'estero e non solo, è anche possibile, però ripeto, se lui l'ha detto significa che qualche cosa di vero c'è, perché di solito quando dice una cosa poi la fa. Però, ripeto, sono cose dette così, bisogna verificarlo personalmente con Antonino e vedere quanto realmente c'è questa possibilità. Intanto speriamo che il Messina risolva i suoi problemi societari, perché per una società gloriosa come il Messina mi sembra che questo periodo sia davvero da dimenticare il più presto possibile. Grazie Franco Camarasana, buon lavoro, ci racconterai anche tu del Trapani in settimana durante i telegiornali. Ci fermiamo qui con Anteprima Corner, torniamo alle 20:45 con Corner, la versione estesa, sempre su Telecolor, parleremo di Catania. A tutti l'augurio, a tutti chiaramente di una buona visione.